8 grammi di marijuana divisi in altrettanti involucri di 1 grammo ciascuno, avvolti nei fazzolettini di carta e il tutto nascosto negli slip. Sostanza stupefacente che un ragazzino di 15 anni di Mussolente sarebbe stato pronto, secondo i carabinieri, a spacciare a scuola durante la ricreazione ai suoi compagni. I militari di Castelfranco, nel corso dei consueti servizi di prevenzione nelle scuole, grazie alla collaborazione del direttore dell'istituto, hanno concentrato la loro attività nella scuola della Pedemontana, frequentata dal quindicenne. Qualche giorno fa i carabinieri sono entrati in azione, ispezionando zainetti ed effetti personali degli studenti. Notando poi il comportamento nervoso del ragazzino, lo hanno accompagnato fuori dall'aula e a quel punto lo studente è crollato, ammettendo di essere in possesso della droga. Negli slip i militari hanno rinvenuto le dosi di marijuana. La droga era suddivisa in involucri da 1 grammo ciascuno, proprio per essere spacciata ai compagni durante la ricreazione. Per il quindicenne è scattata la denuncia per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Le dosi sarebbero state vendute a 10 euro ciascuna. Con il ricavato lo studente si sarebbe pagato il telefonino o gli abiti griffati. I carabinieri lanciano ora un appello a genitori e insegnanti affinché collaborino con le forze dell'ordine. Farei un appello sia ai genitori che vigilino sul comportamento dei figli e agli insegnanti, ai dirigenti scolastici che mantengono alto il livello di attenzione su ogni comportamento strano.